Erano passati circa 50 anni da quando aveva lasciato il campeggio di Savregada, tra l'altro sospeso dal prete per 20 giorni per aver combinato qualche marachella in campeggio. E Salvavecchio era tornato nel luogo del delitto a raccogliere castagne nei luoghi che avevano celebrato la sua infanzia di giovane aspirante dell'Azione Cattolica. Si ricorda ancora gli alzabandiera, l'acqua gelata allora a luglio e anche i primi funghi che venivano raccolti dagli anziani dell'Azione Cattolica che raccoglievano gli ovuli e dove tra i boschi spiccava leggiadra la manita muscaria. Ebbene, molta della toponomastica gli era cara, dalla fontana della Bilaiu a Sudassu, che raggiungeva, il nuraghe di Sudassu raggiungeva addirittura i 1000 metri di altezza, Anela, i boschi di Nughedu, San Nicolò e di Bultei, l'albero delle streghe, il mitico albero delle streghe. E ora erano nell'area di Fiorentini presso Sasprunas, è bagnata eh, dal rio, come si chiamava il rio? Adesso non me lo ricordo. Ebbene, cammina in macchina, avevano fatto circa 4 km e non riuscivano più a trovare la strada principale, quella che un pastore chiamava Sistradone per eh, non confondersi con la strada piccola, con la mulattea, con la strettuia che è Sabrazicella, Sabrazza. E cammina tra un leccinum e qualche mazza di tamburo. Improvvisamente videro ai loro occhi un qualcosa di straordinario. Aveva indovinato sul retro una tomba dei giganti, un dolmen, che praticamente era sconosciuto alla sua cultura archeologica. Ebbene, si trattava di Sas Presonas, che veniva indicata però con un altro nome dal cartello, Sugoveccu. Quindi non si capiva se Sugoveccu fosse a una certa distanza dalla tomba, che secondo Salvavecchio era la cosa più importante del luogo, vista la perfezione isodomica della struttura della tomba a filari. Un portello caratteristico e un'esedra veramente ampia, un'esedra che è uno dei punti fondamentali se noi vogliamo definire una qualsiasi tomba dei giganti, ma gli stessi posti che alcuni archeologi definiscono sacri, non so se sia corretto dal punto di vista semantico e anche storico, visto che un posto, la prima funzione che ha è quella di dare da bere o agli animali o ai cristiani, dipende chiaramente dall'acqua, dall'acqua che c'è oggi e dall'acqua che c'era allora, perché sicuramente l'acqua di allora era molto più sana rispetto a quella che possiamo trovare oggi. Ebbene, su Covecu era praticamente all'atto della strada, a circa 3 chilometri dalla caserma di Sasprunas, in una vegetazione spaventosamente bella di quercetti, leccetti, che è una caratteristica praticamente di Roverelle, di tutto il Goceano, partendo da Anela per arrivare a Budusò,
da Budusola dei Sardi sino su Gorreboi, che portava anche alla Barbaggia di Bitti. Insomma, uno spettacolo della natura si offriva ai suoi occhi. E quindi l'uscita per San Leonardo, anzi no, non per San Leonardo, l'uscita per Savragada era stata un successo, anche se la giornata era stata funestata da una sua caduta perché aveva scambiato una mucca con un toro e si era messo a correre con il tablet, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Ma queste cose sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie.